il 2 giugno del 46, insomma diciamo è l'atto fondante, nel senso il 2 giugno del 46 il referendum che decise la nostra forma di governo, quindi si passò dalla monarchia alla repubblica. E lo festeggiamo questa sera appunto come festa, iniziando con il nostro inno nazionale. Il nostro inno nazionale che nella strofa insomma, che abbiamo cantato poco fa, se vedete si ripete la strofa, quando diciamo fratelli d'Italia, fratelli d'Italia. Perché si ripete questa strofa? Perché la prima, dopo Mario so già che non userò il termine corretto, in realtà viene suonata come se fosse quasi un bisbiglio, quindi il popolo che tra di loro inizia a diffondersi nel popolo questa questione di essere fratelli d'Italia, di essere appunto una nazione. Come sapete l'inno di Mameli è nato in un periodo in cui ci stavamo ancora formando, stavamo ancora prendendo coscienza di essere una nazione, mentre quando si ripete secondo Fratelli d'Italia si ripete con la consapevolezza di avere la certezza di essere una nazione, di essere soprattutto un popolo unito appunto, che trova la sua caratterizzazione nell'unità d'Italia e che trova anche la sua caratterizzazione in quel periodo quotidiano, quel procedere quotidiano che ci rafforza sempre di più. Ecco, il senso di questa serata che è l'Italia in musica, quindi un percorso che va dal Risorgimento ad oggi, è anche perché è legata all'inno di Mameli, che è un po' nelle altre strofe, è anche questo un percorso di quel consolidamento che noi abbiamo avuto come nazione. Infatti si citano i Balilla, i Vespri siciliani, la lotta contro l'austro-ungarico. E quindi vediamo che la nostra nazione, anche nella musica che l'ha sempre caratterizzata, è sempre un qualcosa in divenire che cresce, che si consolida, che muta anche, che cambia, ma sempre con una consapevolezza però nata da quel Fratelli d'Italia, quindi di essere un'unica nazione, un unico popolo che si differenzia e si distingue per le grandi qualità che ha. Quindi vi ringrazio tutti quanti voi per essere qua con noi stasera appunto a festeggiare questo che non è solo una festa per ricordare quel referendum del 2 giugno del 46, ma anche e soprattutto una festa per ricordarci che siamo nazione e che siamo nati appunto dalla consapevolezza di essere questo. Grazie a tutti e un grazie ancora alla banda Giuseppe Verdi di Televipo.